Mi piace citare la frase di George Byron relativamente a Venezia, cioè a Venezia ho trovato l'indirizzo dei miei sogni. Da musicista e compositore, i sogni del sovrintendente alla Fenice Nicola Colabianchi sono prevalentemente a 7 note. Eppure, ultimamente in questo teatro è quasi inevitabile dover passare dalla poesia alla prosa. Al concerto di Capodanno, infatti, musicisti e dipendenti della Fenice indosseranno e distribuiranno al pubblico una spilla per ricordare che il braccio di ferro sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice artistica, è ancora in corso. Facciamo passare questa diciamo, parentesi di feste e di auguri e sicuramente dopo siamo al lavoro per avviare quelle trattative necessarie a trovare un punto di incontro. Accanto al sovrintendente Colabianchi siede tra gli altri Michele Mariotti, che dirigerà il concerto di Capodanno della Fenice, una delle bacchette più acclamate del momento. E il confronto viene quasi inevitabile, visto che oltre ad aver lavorato in molti dei teatri più importanti d'Europa e degli Stati Uniti, Mariotti è anche direttore musicale dell'Opera di Roma. Il curriculum sicuramente è molto più adeguato di quello della signora Venezia, su questo non c'è dubbio, come molti altri direttori che sono passati, che passano costantemente durante la stagione, però poi ci vuole un percorso, poter collaborare e di lavorare in un certo modo. Al netto delle polemiche che stanno avendo un eco internazionale, la Fenice sta comunque vivendo un momento d'oro che la conferma come un teatro di livello internazionale in cui si sposano qualità dell'offerta e introiti. Sia per quanto riguarda i 4 concerti di Capodanno, per il quale abbiamo già raggiunto quasi 850.000 euro di incasso. Pensate un po', per 4 concerti circa il 13% di quello che facciamo a livello annuale. Sia per quanto riguarda invece i biglietti e abbonamenti, la stagione ha già venduto più di 4 milioni, quindi più del 50% di quanto budgettato. La stagione in corso è ancora quella decisa da Fortunato Ortombina, così come Beatrice Venezia, a differenza di quanto scritto da alcuni quotidiani, non ha ancora messo piede in teatro e la sfida futura sarà proprio quella di confermare gli ottimi risultati. Il mio sogno come direttore artistico e sovrintendente del teatro è quello di fare una programmazione sempre migliore, sempre in linea con la tradizione, con la storia e con la fama del teatro La Fenice e di essere assolutamente all'altezza di questo passato.